Doppio trasferimento di titoli sportivi di A1 a Roma. Di Piazza e Cosolini scrivono alla FIP per salvare il basket triestino, ma il presidente Petrucci smentisce. Trieste no, si parla di Cremona. Ennesimo accoltellamento in Piazza Libertà, grave un giovane migrante afghano colpito ripetutamente dai fendenti del suo aggressore e poi ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Torna a parlare il marito di Liliana, Sebastiano Visentino. Ormai è difficile scoprire la verità sulla sua morte. La dichiarazione a margine dell'udienza per diffamazione dell'uomo nei confronti dei suoi vicini. Niente stipendi ai 320 addetti della Startech, nonostante la scadenza fosse fissata per oggi, bisognerà attendere la giornata di lunedì, monta lo sconforto in azienda. Raid vandalico al deposito degli autobus di Prosecco. Nella notte 4 vetture di servizio di Trieste Trasporti sono state gravemente danneggiate, i danni ammontano a svariate migliaia di euro. Bonus mensile fino a 500 euro e contributo fino a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa per le giovani madri. Sono alcuni degli interventi della Regione che stanzia fondi record per il comparto famiglia. Il dialogo misterioso fra il governatore Fedriga e la premier Meloni a Gemona infiamma il dibattito a ringhe. Il presidente poi spiega: non parlavamo di siriani, ma della riforma della medicina generale. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. In apertura il lancio della serata Ring con Ferdinando Avarino in conduzione, il nostro vice direttore. Il sondaggio: Fedriga candidato sindaco per il dopo di piazza? Sì 0422 16 26 691, no 0422 16 26 690. Ci sarà il sindaco Roberto Di Piazza in apertura e poi Laura Palutan della lista di piazza, Rosanna Pucci del Partito Democratico, Riccardo Laterza di Adesso Trieste e Marcelo Medau di Fratelli d'Italia. Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini, già sindaci e presidenti della Pallacanestro Trieste, hanno inviato nel pomeriggio una lettera al presidente della FIP Gianni Petrucci per scongiurare lo spostamento del titolo sportivo di A1 a Roma. La missiva è stata letta dall'attuale primo cittadino di Trieste nel salotto di Ring. A breve vedremo proprio l'estratto, ma alla sua uscita dallo studio di Tele4 dopo la registrazione, Di Piazza ha ricevuto la telefonata da parte dello stesso Petrucci in cui gli è stata smentita l'ipotesi che da mesi tiene in apprensione la tifoseria biancorossa. Presidente Gianni Petrucci, con la presenza desideriamo esprimere a nome della città di Trieste la più profonda preoccupazione e il più fermo dissenso rispetto all'ipotesi di trasferimento del titolo sportivo della squadra di Pallacanestro Trieste verso la città di Roma. Trieste non è semplicemente una piazza sportiva, Trieste è la storia della pallacanestro italiana. I rumors del trasferimento a Roma già scontato, la lettera dei sindaci alla FIP e la smentita del presidente federale Gianni Petrucci. Giornata da far saltare le coronarie per i tifosi della Pallacanestro Trieste. Ma andiamo con ordine. Quello che abbiamo appena sentito è l'incipit della lettera inviata alla Federazione Italiana Pallacanestro da Roberto Di Piazza e Roberto Cosolini, entrambi già sindaci e presidenti della Pallacanestro Trieste, in rappresentanza dell'intero universo politico giuliano che si oppone al possibile trasferimento del titolo sportivo di A1 a Roma. Una missiva suscitata dalle notizie di stampa del Corriere dello Sport, secondo cui la FIP nel prossimo Consiglio federale dovrebbe autorizzare 2 trasferimenti di sede di titoli di Serie A1, quello di Cremona e quello di Trieste. Quindi 2 squadre di massima serie nella capitale, una in mano a Don Nelson, l'altra all'attuale presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic. Tutto ciò con pure il tramonto dell'ipotesi di acquisto della Virtus Roma, attualmente in B1 e impegnata ai playoff, da parte dell'avvocato di San Francisco. Insomma, uno scenario da sparizione del basket di vertice a Trieste, senza alcuna certezza sulla categoria da cui ripartire. Dopo la registrazione pomeridiana di Ring, però, il sindaco di Piazza, appena uscito dallo studio di Tele4, ha ricevuto una telefonata dal presidente federale Petrucci, che, agitatissimo dalla missiva ricevuta dai 2 sindaci, ha sostenuto fortemente e ripetutamente di non avere alcun fascicolo sul trasferimento di Trieste alla sua attenzione, ma solo quello relativo a Cremona, ribadendo il suo affetto per la realtà triestina e per una piazza così storica e importante.
in attesa di capire se alle parole del dirigente sportivo di lungo corso seguiranno i fatti e di avere l'esito dell'incontro di lunedì con sindaco, altre amministrazioni locali e proprietà della Pallacanestro Trieste, la chiosa finale della lettera inviata da Di Piazza e Cosolini. Confidiamo pertanto che la Federazione Italiana Pallacanestro voglia assumere fino in fondo il proprio ruolo di garante dei valori dello sport italiano, valutando con attenzione e senso di responsabilità ogni decisione relativa al futuro della pallacanestro triestina. Allora, proseguiamo ancora con la cronaca. Ennesimo accoltellamento in Piazza Libertà davanti alla stazione centrale di Trieste, vittima un giovane migrante afghano. Il servizio è realizzato sul posto dal nostro Gianluca Paladì. Ennesimo episodio di violenza in Piazza della Libertà a Trieste, un accoltellamento, una lite fra due cittadini stranieri, 3 i fendenti che hanno raggiunto il gluteo del malcapitato. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale che procedeva con i rilievi, agenti alla ricerca del coltello utilizzato per ferire il migrante. Poi è partita la caccia all'aggressore che potrebbe essersi rifugiato fra i magazzini del Porto Vecchio. Ha 20 anni ed è di nazionalità afghana il giovane colpito al gluteo con 3 fendenti. Alla base delle motivazioni del gesto ci sarebbe un affare di droga. La lite è partita dal lato della piazza che dà verso via Ghega. Le macchie di sangue raccontano il percorso che ha fatto la vittima per fuggire dal suo aggressore, per poi infine accasciarsi su questa panchina. Come vedete è davvero pieno di sangue, ci sono anche degli indumenti anch'essi lordati di sangue, così come le macchie non solo sull'asfalto ma anche sulla panchina. E mentre le forze dell'ordine procedevano con i rilievi, ecco un altro episodio dal lato di Viale Miramare. Un senzatetto straniero stava urinando sul marciapiede. Un agente di polizia gli ha intimato di smettere. Per tutta risposta l'uomo avrebbe estratto dalla tasca un oggetto contundente per poi minacciare il poliziotto. Dunque è scattato l'arresto. Torna a parlare il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, lo ha fatto a margine dell'udienza per diffamazione dell'uomo, dello stesso Sebastiano Visintin, nei confronti dei vicini di casa. Sentiamo, perché la giornata non è stata delle più semplici, come vedrete. Sebastiano, fra un po' sapremo se finalmente avranno trovato qualcosa, la procura, ma non so com'è la situazione. A giugno ci attendiamo le analisi che hanno fatto. Cosa ne pensi? Come vivi questa situazione? No. Il pomeriggio inizia così, in tribunale, con l'intervista di Sebastiano Visintin, bruscamente interrotta dal suo avvocato Paolo Bevilacqua, che ha addirittura allontanato il nostro microfono. Oggi l'udienza è in Palazzo di Giustizia. Visintin è chiamato a rispondere del reato di diffamazione per delle dichiarazioni rese nel 2023 durante delle trasmissioni televisive. Al centro delle frasi nei confronti degli ex vicini di casa Salvatore Nasti e Gabriella Micheli. Sentiti 2 testi, l'udienza è stata aggiornata al 6 e 13 novembre per sentire in totale altri 4 testi. Poco dopo l'appuntamento in tribunale, l'incontro con Sebastiano Visintin a Barcola. Il marito di Liliana Resinovic, unico indagato per la morte della moglie, ha risposto alle domande dei giornalisti. Attesa per l'esito degli esami peritali sui tanti reperti raccolti, procure periti al lavoro per far luce sulle cause della morte della 63enne di Via Verrocchio. Ma sai, parlare di verità dopo 4 anni e mezzo è un po' difficile. Ma non per colpa mia, non per colpa di come sono andate le cose, e da come sono state fatte le indagini già dall'inizio, secondo me sono partite male, no? E di conseguenza trovare oggi delle risposte sarà praticamente, secondo me, impossibile. Il deposito dei risultati degli esami peritali, dopo delle proroghe concesse dal GIP Flavia Mangiante, è previsto per il 26 giugno. Ma no, guarda, io non vedo l'ora che venga quel giorno, in modo che ci troveremo davanti al GIP con i miei avvocati, dove che tireremo avanti, ascolteremo cosa avrà da dire la procura e noi, i miei avvocati, avranno cosa dire, insomma. Sei preoccupato? No, assolutamente no, assolutamente no. I familiari si sono riuniti sia per la scomparsa di Sterpin, sia per poi il secondo funerale in ricordo di Liliana. Tu non c'eri però. No, ho preferito non andare, sai, per non creare così attrito.
ho preferito rimanere da solo e penso quanto prima di riuscire a sapere dove è sepolta Liliana, che adesso non lo so. Non sei ancora andato a trovarla? No, perché non so dove adesso aspettavo appunto che passi un attimino e poi andrò a portare un fiore a Liliana. Allora, niente stipendi ai 320 addetti della Startech, nonostante la scadenza fosse fissata per la giornata di oggi. Bisognerà attendere quella di lunedì. Monta lo sconforto intanto in azienda. Stando a quanto filtra, l'azienda non è riuscita a pagare gli stipendi di competenza del mese di aprile, come era stato comunicato, a causa di un impedimento tecnico nell'eseguire manualmente i bonifici nella giornata di oggi. L'azienda avrebbe avuto la disponibilità di erogare un anticipo di 850 euro con conseguente conguaglio dello stipendio lunedì 11 maggio. Si è deciso quindi per erogare gli stipendi completi lunedì 11 maggio. Pare, stando a quanto filtra, senza ulteriori ritardi. Ovviamente staremo a vedere. Bonus mensile fino a 500 euro e contributo fino a 40.000 per l'acquisto della prima casa per le giovani madri. Sono alcune delle nuove misure presentate dall'amministrazione regionale. Supportare le mamme nel primo anno di nascita del figlio, quando la parte salariale viene tagliata, e intervenire soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, dove la precarietà e il potere d'acquisto sono più bassi, anche rispetto a una certezza come quella della casa, per noi è fondamentale. Questa è la ratio degli interventi per le famiglie messi in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dedicate alle giovani madri. 139 milioni sul triennio 2026-2028 per le 3 nuove misure su complessivi 493 milioni dedicati a tutto tondo ai nuclei familiari. Si interviene sul fronte del lavoro in gravidanza, compensando i tagli salariali pari al 20%, con un sussidio mensile di accompagnamento alla maternità da 250 euro di base, che sale fino ai 500 euro per le madri fino ai 30 anni, con ISEE entro i 35.000 euro, e un bonus per l'acquisto della prima casa che può coprire fino al 50% del prezzo dell'immobile entro un tetto massimo di 40.000 euro, quest'ultima misura esclusiva per le madri under 30. Il sistema prevede vincoli di residenza continuativa sul territorio regionale e l'obbligo di dimora abituale nell'immobile agevolato per almeno 5 anni, pena la revoca e la restituzione delle somme. Non so lei, ma io ho vissuto in una casa Ater con i miei genitori tutta la vita. Credo che un contributo di 40.000 euro per l'acquisto di una casa, che ha come massimo importo i 200.000 euro, per una persona sotto i 30 anni sia particolarmente importante. Ed ora un po' un giallo politico. Cosa si sono detti la Premier Meloni e il governatore Fedriga nel loro dialogo misterioso? Tra sguardi tesi e mani a coprire la bocca le vedrete, mentre attendevano l'arrivo del Capo dello Stato davanti al cimitero di Gemona nella prima tappa della giornata dedicata al 50ennale del terremoto in Friuli, che abbiamo seguito in una lunga diretta. Il video registrato dalle nostre telecamere ha animato il dibattito a Ring. Guardate qui, di cosa stanno parlando? Perché guardate, cambiano... Del terzo mandato. Ecco, no, adesso, non credo, però guardate, come in campo, non abbiamo il VAR, adesso mi permettete un po' scherziamo, diciamo, però è interessante capire se stanno discutendo, lo dicevamo ieri, di un cambio di cerimoniale, poi lei in realtà resta lì da sola ad aspettare il Capo dello Stato, perché parlano del tempo, guarda il cielo, infatti poi diluviava prima, poi in realtà Federica si deve allontanare, accoglie lui insieme al prefetto l'arrivo del Capo dello Stato, insomma è il sindaco su Water-Eveland l'arrivo del Capo dello Stato, è interessante. Però confabulano parecchio i due. Si nascondono anche. Cioè, la domanda che nessuno oggi ha fatto a Federica è questa. Cioè, di cosa parlavate ieri lei e la Meloni? Ritorno alle province, me le fai fare? Adesso dico il terzo mandato. Risponderà dell'Inter. Sì, no, ma prima Meloni interista, no? Interista non lo so, onestamente non lo so. Federica sì, ma tanto ha già vinto il campionato, no? Federica gli sta dicendo metti un articolo sulla legge elettorale sul terzo mandato. Cioè, e coprono il volto, chiaramente perché sono molto vicini ai giornalisti e parlano da tanto tempo. Adesso, guarda la faccia di Federica, è molto seria, sta parlando in maniera... Lui è bravissimo.
benissimo, cioè è accorata questa discussione, quindi, o no? A mio avviso è evidente, anzi devo farle i complimenti, è veramente una ripresa straordinaria. Questo è merito di Alessandro Fiermonte, che ha detto Francesco Pezzella, perché però è interessante perché secondo me ci può essere molto anche di una discussione politica. E questa mattina la risposta su questo dialogo misterioso del governatore Fedriga. Col governo le mostro questa foto. A Gemona, davanti al cimitero, voi stavate confabulando parecchio e mi chiedevo, siccome poi Meloni, almeno dal labiale così si capisce, ha detto dopo ci parlo, va bene, con chi deve parlare Meloni e su cosa? La questione Preone, terzo mandato oppure altro? Abbiamo parlato tantissimo perché la Presidente del Consiglio la conosco da tanto tempo e non mi ricordo adesso quel contesto che ho detto ci parlo dopo, giuro, non lo ricordo, però abbiamo parlato di tutto, per esempio anche dalla riforma della medicina generale. Abbiamo poi fatto 2 chiacchiere anche private di cose nostre. Che non c'entra Ciriani, no, è giusto? No, perché non c'entra assolutamente nulla, figuriamoci. Che lei, la sua frase famosa quando è arrabbiato è inaccettabile, e lei quel giorno aveva la faccia da è inaccettabile, cioè la vedevo contrito in viso, ecco. Mi piacciono queste interpretazioni, in realtà pioveva, quindi semplicemente forse era un po', mi stavo proteggendo dalla pioggia, però... Nessuna urgenza di colloquiare con qualcuno per risolvere qualche problema? No, ma non c'entrava proprio nulla, non abbiamo neanche parlato di cose del territorio, se non gli ho raccontato ovviamente del terremoto, qualche situazione ovviamente specifica. Grazie. Raid vandalico nella notte al deposito degli autobus di Prosecco, 4 vetture di servizio di Trieste Trasporti sono state gravemente danneggiate. Grave atto vandalico ai danni di 4 autobus della Trieste Trasporti, ignoti si sono introdotti questa notte al deposito di Prosecco e hanno causato i danni che vedete dalle immagini, i vetri frantumati e gli autobus gravemente danneggiati che ovviamente non sono potuti entrare in servizio questa mattina. C'è stata una pronta sostituzione con altri mezzi. Questo che vedete più danneggiato, altri 3 hanno riportato danni di minore entità, ma ugualmente sono stati presi in carico per le riparazioni. 2 di questi infatti sono già stati trasferiti per la sostituzione del vetro, uno ancora parcheggiato qui in attesa di intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia di Stato per avviare le indagini. Si potranno avvalere le forze dell'ordine delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Danni calcolati in diverse migliaia di euro, quelli ai cristalli delle vetture di servizio. Dei 4 mezzi, 3 sono stati colpiti ai parabrezza, mentre uno solo è stato danneggiato anche nelle finestre laterali, comprese quelle delle porte che consentono l'entrata e l'uscita dei passeggeri. Lievi ritardi alle corse sul Carso. Il deposito serve le linee 42, 43, 44 e 46, grazie alla pronta sostituzione degli autobus prelevati dal deposito del Broletto. Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto, un atto vandalico deplorevole e un danno per la comunità tutta, visto che sono stati messi fuori uso dei mezzi impiegati al servizio dei cittadini sulla rete del trasporto pubblico locale. Così il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi-Wildauer, che non ha potuto recarsi sul posto a causa di un attacco influenzale. L'azienda si è messa a completa disposizione degli inquirenti per individuare i responsabili del raid vandalico. Decisivi in questo senso i filmati dell'impianto di sorveglianza. Un pensiero, ha aggiunto Marzi, al personale che questa mattina si è trovato a dover fronteggiare questa emergenza e a cui vanno la solidarietà e il ringraziamento miei e di Trieste Trasporti. Formalizzata la richiesta di danni al TAR da parte di Fincantieri dopo lo stop alla deroga per i rumori notturni nel cantiere navale da parte del comune di Monfalcone. Le cifre dell'azione risarcitoria e la replica questa mattina di Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, ma anche consigliera delegata all'economia del comune. Parte da 1.200.000 euro la richiesta di risarcimento nei confronti del comune di Monfalcone, promossa davanti al TAR da Fincantieri, oggetto del contender in primis i maggiori costi per accelerare i lavori dopo lo stop autorizzativo all'istanza di deroga sui rumori notturni. Poi ci sarebbero le penali a partire dal 30 marzo per la ritardata consegna della nave da crociera in corso di realizzo, quantificati in 800.000 euro a settimana. A stretto giro il commento dell'europarlamentare e consigliera delegata all'economia di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ospite a Sveglia Trieste. Tutte le amministrazioni comunali hanno un dovere, che è quello di valutare il rapporto costi-benefici. Ovviamente
il rapporto costi-benefici per i cittadini, per l'amministrazione comunale messi sui due piatti della bilancia faceva prevalere l'interesse pubblico. Intendo dire, se tu durante la notte non dormi, il giorno dopo hai una verifica, devi fare un'operazione a cuore aperto, non è così scontato, non è che ci siano serramenti, ad esempio nella zona di Panzano, di Rione Enel, tali da non subire il rumore. Quindi la deroga, essendo una possibilità, è stata, diciamo, negata, e nel contempo però loro sono riusciti, e di questo siamo molto contenti, a terminare i lavori. Quindi quelli sono i danni che l'azienda ha chiesto al comune, che ha detto no, non lavori di notte, e mi chiedo quali siano i danni, perché in realtà è riuscita a finire in tempo poi tutto. Ecco. Si accende il dibattito sulla possibile riapertura dell'ex mattatoio di Prosecco. C'è una petizione che ha raggiunto migliaia di firme che dice di no. Come ormai già noto da diverse settimane, a Prosecco potrebbe riaprire l'ex mattatoio, chiuso da anni dopo il via libera dell'amministrazione comunale all'acquisto della struttura con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha previsto un finanziamento da 400.000 euro. L'obiettivo è realizzare un nuovo punto di macellazione a servizio degli allevatori del territorio, dopo la chiusura del macello di Cormons. Contro il progetto si sono mobilitate numerose associazioni animaliste e ambientaliste, che in pochi giorni hanno raccolto circa 700 firme inviate al Comune di Trieste e circa 3.400 sottoscrizioni nella petizione lanciata online. I firmatari contestano la riapertura della struttura per ragioni etiche, ambientali e sanitarie, evidenziando possibili ricadute sulla qualità della vita dei residenti, sull'impatto ambientale e sulle condizioni degli animali. Noi siamo in una zona di bassissima produzione di carne di suino. 79 attività presenti sul territorio coperto da SUGI, di cui una sola con scrofe riproduttrici e le altre con una produzione minore di quello che è definita una piccola impresa, ovvero 40 capi. Noi siamo in un territorio in cui il cinghiale è sicuramente presente, ma promuovendo questo tipo di attività noi andremo soltanto che a incentivare la presenza del cinghiale. Nel momento in cui i cacciatori potranno vendere la carne che verrà lavorata qui, si creerà un business che non è gestibile su un territorio come il nostro. Le associazioni segnalano inoltre criticità legate al traffico, ai rumori, agli odori e alla gestione delle risorse pubbliche. 3 motivi di base: uno etico, che nel 2026 ci possono essere alternative alla macellazione di animali, un economico, finanziamento della Regione dato pro bono, così 400.000 euro senza nessuna garanzia poi da parte del comune, e poi anche un impatto ambientale. L'impatto ambientale: siamo in una zona verde, siamo in una zona abitata e siamo in una zona che non ha bisogno né di inquinanti né di camion che vengono. Sul tema è stato organizzato un incontro pubblico in programma mercoledì 13 maggio alle 17:30 alla Libreria Minerva di Trieste, durante il quale saranno illustrate le motivazioni della protesta contro la riapertura dell'impianto. Pubblicità e torniamo. Seconda parte del nostro TG: stoppare l'esperimento estivo della linea 20 degli autobus da Muggia sino a Barcola e aumentare invece le corse express. Questo è il senso della petizione lanciata dai rappresentanti rivieraschi del Partito Democratico. No alla prosecuzione dell'esperimento della linea 20 dell'autobus fino a Barcola. E questo è il senso della petizione lanciata dal Partito Democratico di Muggia e rivolta al sindaco Polidori, all'assessore regionale alle infrastrutture Mirante, al prefetto Petronzi, nonché a Trieste Trasporti. Un'iniziativa resasi necessaria, secondo il consigliere comunale Dem Francesco Bussani, dopo la bocciatura della sua mozione in Consiglio Comunale con cui si chiedeva la cessazione del prolungamento della linea 20 fino a Barcola e un numero maggiore di corse della 20 Express. All'ultimo Consiglio Comunale di 10 giorni fa è stata bocciata una risoluzione presentata dal Partito Democratico in cui chiedevamo che venga sospesa questa idea di prolungare la linea 20 fino a Barcola.
I chilometri che andremo a recuperare con questa sospensione potrebbero essere impiegati ad esempio per potenziare la 20 Express. Tutto questo l'abbiamo chiesto in Consiglio Comunale, ma la maggioranza del sindaco Polidori ha votato contro questa nostra proposta. Dal momento che crediamo sia un tema molto sentito e importante per i mugesani, abbiamo organizzato una raccolta firme in cui chiediamo appunto la sospensione della 20 fino a Barbacola, il potenziamento della 20 Express, un potenziamento delle corse del Delfino Verde. Chiediamo anche il fatto che la linea 49, che è l'unica linea che collega Muggia a Catinara, sia attiva anche nelle giornate festive, e chiediamo in generale una revisione di tutta la rete autobus che serve Muggia. Pensiamo che una comunità di 13.000 anime dovrebbe avere un po' più di attenzione da parte di Trieste Trasporti e del nostro sindaco, che si è spalmato sulle posizioni che l'azienda ha espresso. Allora, domenica, come di consueto, la diretta della Dunata Nazionale degli Alpini su Tele4, si parte alle 7:30 in diretta. Questa mattina la partenza verso la Dunata dei rappresentanti della sezione triestina. Guido Corsi. Questo è il motto Triesti, la va di ben, che la va di mai, sempre allegrima e passione, viva dai E attraverso un inno tipicamente triestino che la sezione locale dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, questa mattina si è messa in marcia per la Dunata di Genova in programma da oggi a domenica. Gruppi organizzati come quelli intercettati questa mattina dalla sede delle Penne Nere Triestine, sezione Guido Corsi, ma anche molti altri che raggiungeranno il capoluogo ligure autonomamente, tutti accomunati dallo spirito d'appartenenza, dalla volontà di ritrovarsi, festeggiare e domenica sfilare nel tradizionale cerimoniale nazionale. Grande senso di appartenenza, vogliamo partecipare alla festa, qualcuno di noi è già partito, ci ha mandato alcune foto da Genova, si stanno già immergendo in quella che è una grande festa, una grande occasione di ritrovarsi, una grande occasione di confermare quelli che sono i nostri valori. Pochi giorni fa è stato il 6 maggio, ricordiamo tutto quello che gli alpini hanno fatto in occasione del terremoto del Friuli e quello che hanno fatto in occasione di tutte le emergenze che ci sono, pronti a partire, pronti a servire, ma anche pronti a godersi qualche momento così di festa insieme, lo stare insieme, il ritrovarsi, riaffermando appunto quelli che sono i valori della solidarietà e quelli che sono i valori anche dell'appartenenza nazionale. Qualche amico triestino si vede solo in adunata, per cui anche gli amici che poi ogni anno si sa più o meno che vengono, che vanno a Genova indipendentemente dalla sezione, li ritroviamo a Genova. Ma ognuno ha i compagni di corso, io ho fatto il 150esimo e abbiamo la nostra chat e c'è già qualcuno appunto che manda le foto, dice vi aspettiamo, vi troviamo, ci si vede poi sicuramente a fare qualche bevuta insieme. Allora è stata presentata nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste la 23esima edizione di Corri Trieste. 23esima edizione della Corri Trieste con le 3 gare, la competitiva, la non competitiva da 10 km e la Family Run da 3 km, il percorso che attraversa tutto Portovecchio. Lo start sabato 16 maggio al tramonto. Sì, tornano anche grandi atleti, la Corri Trieste è giunta alla 23esima edizione, ha sempre avuto un occhio di riguardo dal punto di vista tecnico e poi lancia un messaggio importantissimo che è il messaggio dello sport e la partecipazione che è aperta a tutti. Negli ultimi 23 anni qui a Trieste è passato l'Olimpo dell'atletica leggera, del mezzo fondo, perché abbiamo visto dei campionissimi, campioni olimpici, campioni mondiali, campioni europei, per cui una partecipazione veramente di spessore, di levatura mondiale. Ovviamente la manifestazione è aperta a tutti, questo vuol dire che nelle 10 km, insieme alla 10 km partirà anche la TEN, dove possono partire tutti praticamente senza anche tesseramento FIDAL, e poi ci sarà la Family. Ci tengo a dire che gli under 18 non pagheranno l'iscrizione, per noi questo è un vanto, perché è una cosa importante, perché lo sport deve essere accessibile a tutti. La Regione contribuisce come prima regione in Italia, forse in termini assoluti, nell'investire nello sport,
eventi come questi sono la conferma che vogliamo essere leader a livello nazionale per eventi sportivi importanti, quindi lato tecnico ma anche coinvolgere tutti, perché crediamo che una sana attività sportiva, dico una banalità, è la base per una vita fatta bene. In campo anche Fondazione Burlo Garofalo da anni al fianco di questa manifestazione e di queste attività. Infatti siamo qui oggi per sostenere con forza tutte queste iniziative che avvengono sul territorio. Da questa collaborazione tra noi due appunto sono nate veramente azioni concrete, una comunità sana e forte e che quindi capace di crescere bambini forti, famiglie forti, è una comunità che ha la capacità di crescere insieme e questo lo facciamo grazie allo sport, in questo caso come strumento di solidarietà. Allora, sarà in scena al Teatro Rossetti dal 14 al 17 maggio Il Principe d'Egitto, il musical, presentato oggi. Lo spettacolo debutterà in prima nazionale assoluta. Umberto Bosazzi. Di rado il termine colossal si applica ad una produzione teatrale. Di certo un'eccezione si può fare per Il Principe d'Egitto, il musical, tratto da un film di animazione DreamWorks uscito nel 1998, che sarà al Politeama Rossetti in anteprima nazionale assoluta dal 14 al 17 maggio. La produzione Broadway Italia SRL è quella che portò a Trieste The Phantom of the Opera e anche stavolta la regia dello spettacolo è affidata a Federico Bellone, il quale cura anche la scenografia. È uno spettacolo che non tradisce il cartone animato, che è quello che il pubblico si aspetta di vedere e che allo stesso tempo vuole avere una dignità più teatrale. Quindi se pensiamo, con tutta ovviamente l'umiltà possibile, al teatro di Zeffirelli come concetto, ovvero sperando di avere un gusto, una cifra stilistica. La storia è quella raccontata assai spesso sul grande schermo, basti pensare ai 10 comandamenti di Cécile B. DeMille. Esiste invero un musical francese, Les 10 Commandements, rappresentato a partire dal 2000. Qui però siamo davvero su un altro pianeta. Il Principe d'Egitto, il musical, è andato in scena per la prima volta a Londra nel 2020 e tuttavia la versione che arriverà a Trieste la prossima settimana e che sarà a Roma e a Milano in autunno inoltrato si annuncia ancora più spettacolare, non solo perché in scena vi saranno oltre 50 performer, ma anche perché a curare gli effetti speciali dello spettacolo, che si annunciano strabilianti soprattutto per quanto riguarda la resa delle piaghe d'Egitto, sarà un mago del settore, Paolo Carta, per non dire della colonna sonora di Steven Schwartz su testo di Philip Lazbenic con la supervisione italiana di Giovanni Maria Lori. Riccardo Maccaferri sarà Mosè, Lorenzo Tognocchi il faraone, Giulia Sol, ammiratissima a Trieste qualche stagione fa in Chicago, impersonerà Sefora, laddove Il Principe d'Egitto, il musical, registra anche il ritorno a Trieste nel ruolo della regina Tuia della nostra Daniela Pobega. Continuiamo ad assumerci tutta una serie di responsabilità in produzioni grandi e piccole, spaziamo veramente a 360 gradi nel mondo dello spettacolo dal vivo e ormai siamo abituati ad assumerci responsabilità forti. Questa è una di quelle, ma siamo convinti che il pubblico risponderà molto bene. E per il nostro telegiornale è tutto, restate con noi.